Gennaro Marotta, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio i colleghi intervenuti prima perché hanno tutti detto cose molto giuste e sacrosante. Io ho ascoltato anche il Presidente Zaia e a lui prima di tutto vorrei fare una domanda. Intanto prima di cominciare l'intervento vorrei, credo anche con il vostro assenso, lo saprete già, ma facciamo un augurio di pronta guarigione a Renato Chisso che è stato male, quindi io mi sento di salutarlo dalla sede in cui, che lo ha visto sempre presente. Detto questo torno al Presidente Zaia. Presidente, lei si è presentato alle elezioni parlando con un manifesto che era presente anche sulla porta di casa mia, me l'hanno attaccato davanti alla porta e ho dovuto staccarlo chiamando proprio un lavorante a staccarlo perché me l'hanno proprio attaccato con la colla. Ecco, era scritto prima il Veneto. E prima il Veneto, secondo le parole usate, vorrebbe dire prima di qualcos'altro. Quindi comunque nel contesto e all'interno di un discorso che riguarda la nazione italiana, l'Italia, prima il Veneto. Altrimenti lei avrebbe dovuto presentarsi dicendo il Veneto indipendente, cosa che non è, che non era nel programma, ragion per cui questa inversione di tendenza ci fa pensare non a una sua boutade elettoralistica, però propagandistica, però è un dato di fatto che è un'inversione di marcia rispetto a quello che ha detto quando si è presentato alle elezioni e le ha vinte con questa maggioranza di centrodestra. Quindi io starei un attimo attento, oltretutto vorrei sottolineare come questa discussione noi la facciamo oggi, a 3 anni e mezzo ormai di Consiglio regionale, di attività del Consiglio regionale e non si è innescata prima, anzi si è innescata su una proposta di legge che è stata fatta da un collega che con cui non ho nulla di personale, ma è evidente che sia stata un cogli la palla al balzo e rinviala. È un dato di fatto, un atto puramente propagandistico a cui si vorrebbe dare un seguito con una votazione, con una discussione che dovrebbe esserci nel giro di 2-3 sedute e mi sembra che la cosa sia riduttiva e sia anche un po' offensiva, non solamente per noi all'interno del Consiglio regionale, io credo che sia offensiva anche per lei Presidente e anche offensiva per tutte le persone che credono in questa battaglia e che magari sono fuori a contestare o a protestare o a seguire i nostri lavori. Io credo che ci voglia rispetto di tutti, rispetto di chi non è d'accordo, come ad esempio noi di Italia dei Valori, rispetto anche di chi invece vuole o vorrebbe l'indipendenza, però dobbiamo stare nei canoni, nelle regole. Le regole sono, e lei lo sa, l'Aula lo sa, tutti i colleghi lo sanno, le regole valgono sempre per tutti. Non è possibile che le regole possano valere solo per una parte o quando conviene e quando aggrada. E vado al dunque. Innanzitutto la storia. Parliamo del Veneto, lei fa sempre, io sono sempre molto, l'ammiro perché riesce a fare delle citazioni che rimango anche colpito perché effettivamente è molto preparato. Io sulla storia però vorrei porre una domanda, non a lei, non le faccio un'interrogazione, ci mancherebbe anche altro. Lo dico, me lo domando, quando è che il Veneto si è governato da solo, è stato un governo autonomo, indipendente e quant'altro nei suoi anni e millenni di storia? Presidente, Luca ti sei già dato la risposta, hai già dato una risposta. Presidente, hai già dato una risposta che effettivamente va nel senso che volevo andare io, e cioè con i dati, perché nel 1000 a.C. c'è stata la civiltà paleoveneta, nel III secolo a.C. i Veneti si sono alleati con i Romani per affrontare
le invasioni barbariche. Nel I secolo a.C. il Veneto viene assorbito, dicono i testi, dall'impero romano. Nei secoli VI e VII d.C. c'è l'esodo verso la laguna, ma poi parliamo della dominazione di Venezia, perché parliamo della Repubblica Veneziana, ricordiamolo. Esatto, ma io voglio sottolinearlo perché io ho presente anche dalle letture dei libri, per carità, posso essere smentito in qualsiasi momento, ma mi risulta che il Veneto fosse sotto la dominazione dei veneziani. Quindi non è che i veneti erano tutti uguali, Venezia era Venezia, il Veneto era sotto dominazione veneziana e questo è avvenuto fino al XVIII secolo, scusatemi, non voglio fare una lezione di storia, voglio solo ricordare alcuni passaggi, fino al XVIII secolo d.C. Dopo 1797 finisce la Repubblica Veneziana, trac, e ne arriva il Naneto, un Naneto che non ha nulla a che fare è un Naneto francese, Napoleone che prende e conquista la Repubblica Veneziana e dopo Napoleone c'è il passaggio all'Austria. Dopo il passaggio all'Austria c'è dal 1866 Venezia viene annessa al Regno d'Italia. Aspetto voi. Ci fu anche un famoso plebiscito, no? Molto contestato, falso e quant'altro. Però il plebiscito, che viene riportato nei libri di storia, dice che parteciparono su una popolazione di 2.603.009 persone, i votanti furono 647.426. Ricordiamo che stiamo parlando del 1866. Il voto alle donne venne dato molto ma molto più tardi con la Repubblica Italiana. Hai ragione, i voti contrari a quel referendum furono 69, i favorevoli a quel plebiscito furono il 99,99%. Questa è la storia per dire, c'è mai stato un governo del Veneto di un Veneto indipendente? Mai. Cioè è un dato di fatto. Anche i venetisti mi potranno contraddire, però potranno anche contestare dicendo che ma sì, ma i veneti sono state parte della Repubblica di Venezia, però è un dato di fatto che una Repubblica indipendente del Veneto o uno Stato veneto non c'è mai stato. E quindi entro proprio anche nel merito della proposta perché vorrei parlare un attimo dei pareri che ha espresso proprio anche, che sono stati espressi in merito, quindi i pareri tecnici. Se il suo problema, li saluto tutto, voglio bene a tutti, io non ho mica problemi, io esercito il mio mestiere, le persone e il mio diritto di avere una libera espressione di pensiero ed è giusto che gli altri contestino e abbiano la loro e possano dimostrare la loro libera espressione di pensiero. Allora, va bene, li accetto lo stesso. Allora, andiamo sui pareri della Commissione, intanto della Commissione tecnica, quindi dei nostri giuristi da lei convocati in questa Commissione. Allora, io leggo, allora c'era l'avvocato Azzano Cantarutti che nel suo parere, logico io traggo lo spunto, però leggo testualmente, pur dando atto della sentenza della Consulta, secondo cui il recepimento delle norme di diritto internazionale presuppone l'assenza di contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, ritiene non condivisibile una interpretazione che, richiamandosi alla citata pronuncia, ritenga inammissibile il referendum. Quindi prende atto che c'è una sentenza dello Stato italiano, della Consulta, che dice che è inammissibile questo referendum. Avvocato Benvenuti. L'avvocato Benvenuti dice: per altro verso si ritiene sicuramente non percorribile la strada normativa per l'indizione di un referendum regionale consultivo, a ciò osta il limite insuperabile di cui all'articolo 5 della Costituzione. L'avvocato Bertolissi, professor Bertolissi, quanto al da farsi, il suggerimento al Consiglio regionale è di approvare un ordine del giorno
o analogo provvedimento di auspicio e incoraggiamento ai cittadini che vorranno progettare un sondaggio di opinione in merito. E continuo naturalmente con il parere finale, che secondo me è la botta finale, dei nostri valenti dirigenti della Regione, avvocati, della Giunta e del Consiglio regionale, che concludono per l'impossibilità. Io chiedo scusa, vorrei anche sottolineare, perché ho sentito già qualche commento, bravi, non bravi, eccetera, eccetera. Le persone, gli avvocati Petralia e Rota in questo caso, ma chiunque al posto loro, fanno, credo, assolutamente il loro legittimo e sacrosanto mestiere, ed è giusto rispettarli nel bene e nel male, perché sono persone che si dedicano con passione alla loro professione, e quindi non è giusto e non è neanche corretto prendersela con persone che esercitano un mestiere e cercano di essere al massimo neutrali. In questo caso comunque il loro parere è stato: gli avvocati Petralia concludono per l'impossibilità di indire un legittimo referendum consultivo, perché da tali premesse si conclude ritenendo che il principio internazionale di autodeterminazione esterna è sempre bilanciato con il principio di integrità territoriale e che non sono rinvenibili elementi per dedurre l'esistenza di un diritto internazionale alla secessione. La proposta finale, indirizzata alla conciliazione del principio di autodeterminazione della sovranità popolare, trae spunto dalla recente prassi internazionalistica che la recepisce. Tale giudice evidenzia infatti come la comunità internazionale possa più facilmente legittimare una scelta indipendentista quando le parti conducano una negoziazione conforme ai principi costituzionali e senza irragionevoli intransigenze. Quindi mi sembra che comunque i pareri dati sono, non voglio dire assolutamente negativi, li abbiamo detti, sono scritti, mi sembra che siano abbastanza chiari, per non dire proprio assolutamente chiari. Non voglio neanche tediarvi sugli gli altri aspetti assolutamente tecnici, ma tecnico-giuridici importanti, perché noi la possibilità di indire un referendum di tal fatta lo dobbiamo basare anche sulle regole che ci sono, Presidente. Sulle regole che ci sono. Le regole che ci sono potevano, possono e potranno essere modificate. Avete avuto, quando eravate al governo, anche la possibilità di farlo. È vero, ti do atto, che avete fatto anche delle modifiche costituzionali, il popolo però si è espresso e non è stato d'accordo con voi, ma altre modifiche avreste potuto farle, e comunque sia potrebbero essere fatte, ma dobbiamo partire dalle regole che ci sono, non dalle regole che ci inventiamo. Un'altra cosa, e quindi secondo il nostro modesto parere, che poi è il parere appunto dei dirigenti ma anche dei giuristi, è che non ci sono non ci sono i requisiti giuridici per una legittimità di un atto in tal senso. E qui lascio da parte il discorso sulle possibili conseguenze per i consiglieri, per il Consiglio, per la Giunta. Quella è una cosa che c'è, che potrebbe essere. Io parlo dal punto di vista politico. Dal punto di vista politico noi non possiamo continuare a pensare di dare dei, tra virgolette, cattivi esempi dicendo ma le regole le facciamo noi oggi. Le regole ci sono, rispettiamo e eseguiamo le regole che ci sono. Quando ci saranno altre regole faremo quello che sarà possibile. Per questo dico anche, e le ricordo al Presidente e agli altri consiglieri, io ho apprezzato il discorso che ha fatto anche l'amico e collega Tesserin quando ha parlato di autodeterminazione, perché per l'autodeterminazione proprio questo Consiglio Veneto nel 92 propose un'altra consultazione, lei lo sa benissimo Presidente, che quella volta è stata bocciata dalla Consulta, ma trattavasi comunque di una proposta per una maggiore autonomia regionale. E io credo che in questo senso gruppi di maggioranza e gruppi di minoranza non avrebbero nessun problema a collaborare per agire tutti insieme nei confronti dello Stato centrale per avere una maggiore autonomia del nostro Veneto.
Su questo credo che si possa fare una battaglia insieme, se vuole a partire da oggi, a partire da domani mattina, ma non con le premesse di una proposta di legge che è stata buttata lì e a cui si è accodata una forza politica che ritiene di fare della sua bandiera, che è una parte anche della sua storia, per carità di Dio, ma di farne una discussione buttata lì nel giro di 3-4 giorni. Non è accettabile, politicamente non è accettabile. Si continua poi anche a dire che il referendum eventuale lo dovrebbero votare i veneti. Mi permetto di fare presente che comunque sia, quando si stacca un territorio da una parte di Stato, io credo che non dovrebbe essere interessato solamente quel territorio e la popolazione di quel territorio, ma è interessata la popolazione dello Stato. Perché? Perché quando si parla di una parte del territorio, nessun problema, saluto tutti e sono contento che non siano d'accordo. Quando si parla di uno Stato, comunque sia, se si perde un pezzo di Stato, dovrebbero avere diritto, oltre che il dovere, dovrebbero avere diritto di esprimersi tutti quanti. Inoltre, ricordo, stiamo parlando di Stato indipendente, di promuovere un referendum per l'indipendenza, quando mi risulta che questa regione in passato non sia stata molto d'accordo, e anche le forze che qua sono in maggioranza. A Roma a me risulta, perché mi hanno chiamato più volte le persone che facevano parte del comitato per il distacco di Lamon, ad esempio, dal Veneto. Non mi risulta che siamo riusciti neanche a staccare Lamon dal Veneto. Adesso vogliamo fare in 3 giorni un referendum per l'indizione di un referendum per l'indipendenza del Veneto. E poi, concludendo, come diceva qualcuno, ho avuto piacere che l'abbia detto anche il collega Tiozzo, si tirano sempre fuori le questioni del Quebec, si tira fuori il referendum. Scusatemi, ho finito, nonostante abbia ancora 17 minuti, per carità, è il discorso più lungo che ho fatto fino adesso. Si tira fuori sempre la Scozia, si tira fuori la Catalogna. Però, Presidente, lei lo sa benissimo che comunque sia in quei casi, a parte le maglie larghe, c'è stato un accordo tra i governi, governo territoriale e governo nazionale. Allora noi possiamo anche pensare di fare o comunque di discutere un processo di arrivo a queste proposte al nostro governo nazionale, si può riconoscere o non riconoscere, ma questa è l'azione politica che possiamo fare, perché in questo caso, in particolare la Scozia, c'è stato un accordo con il governo locale, con il governo inglese, con il governo della Gran Bretagna. Questo è il dato di fatto. Noi non possiamo pensare che noi Veneto siamo una cosa a sé stante e andiamo per conto nostro. Se lei prende ad esempio la Scozia come esempio da seguire, allora dobbiamo fare e mettere in moto coerentemente anche i processi decisionali che sono collegati, e cioè discutiamone in quest'Aula, discutiamone per quanto si voglia, però dopo deve esserci un'azione forte nostra nei confronti dell'amministrazione centrale per addivenire a un accordo per poter esercitare questo diritto che è sacrosanto, ma sempre nel rispetto delle regole. È per questo motivo e per questi motivi che le abbiamo anticipato e che abbiamo voluto sostenere, che riteniamo sinceramente non tanto, e qua mi dispiace per gli amici che sono fuori, per gli amici che ci stanno seguendo e che sono contro quello che stiamo dicendo, è un dato di fatto che io credo di interpretare comunque la volontà del rispetto dei diritti di tutti. I diritti di tutti si rispettano se rispettiamo le regole. Se le regole sono rispettate da tutti, non si ha il soverchiare di una parte rispetto all'altra, perché tutti potremmo fare dei quesiti particolari e chiedere domani l'indizione di un referendum. Io l'ho fatto per provocazione, l'ho fatto in commissione, ho detto guardate, allo stesso modo un domani noi possiamo chiedere: vuoi tu cittadino veneto pagare le tasse?
Punto di domanda? Perché no, non è una banalizzazione, Presidente, mi permetta, non è una banalizzazione, perché l'indipendenza del Veneto in questo momento, l'indipendenza del Veneto non sta né in cielo né in terra. Allora, se volete chiedere il parere ai veneti, lei lo sa fare molto bene e lo sappiamo fare un po' tutti. Prendiamo e facciamo un bel sondaggio e non impegniamo l'istituzione in un percorso che è assolutamente non costituzionale e non legittimo. Grazie.